Consorzio Agrario di Treviso Belluno è una società che esiste da più di 100 anni. Noi forniamo prevalentemente il mondo agricolo, perciò tutto quello che serve alle aziende in termini di prodotti antiparassitari, prodotti macchinari, mezzi agricoli che servono a soddisfare le esigenze del mondo agricolo a 360 gradi. Ma non solo, perché nei nostri punti vendita si possono trovare tutti quelli che sono i prodotti anche per lobbistica, perciò anche per i privati, per l'ortogiardino, e soprattutto in questo periodo chiaramente abbiamo una notevole richiesta per soddisfare tutti quelli che sono gli ornamenti di casa che vanno dai fiori a chi si fa l'orto, e su questo noi stiamo puntando perché abbiamo tutta una serie di prodotti che vanno a soddisfare anche questo tipo di esigenza. Ci troviamo oggi a Faggeri di Trevignano, dove stiamo inaugurando un negozio che già esisteva, l'abbiamo completamente rifatto per andare a soddisfare appunto le esigenze dei nostri clienti in un ambiente che sia consono, ma soprattutto mettere a disposizione le tante referenze che il Consorzio oggi offre al mondo agricolo e al mondo anche del lobbistica, al mondo dei privati, dei cittadini. Perciò siamo un'azienda a 360 gradi che oggi riesce a soddisfare gran parte di quelle che sono le necessità anche delle famiglie. Il Consorzio Agrario è una storia proprio per questo, perché quando non si sa dove andare a prendere qualcosa si va al Consorzio Agrario. Com'è la realtà del mondo agricolo oggi? Diciamo che in questo territorio tutto sommato è già abbastanza felice, perché qui vige il prosecco che aiuta sicuramente i bilanci delle aziende. Ci sono altri settori che, vedi il settore zootecnico, la carne, che sicuramente sono stati in difficoltà, lo sono tuttora, anche se nell'ultimo anno e mezzo qualche spiraglio diciamo di ripresa c'è. Dobbiamo dire che le materie prime, cioè quello che vendono le aziende, vedi carne e latte, oggi sul mercato hanno un valore che riesce a soddisfare almeno i costi e potrà essere anche positivi per il futuro. Perciò su questo siamo ottimisti. Il territorio comunque è fatto di tante piccole realtà che comunque vedono nel Consorzio Agrario un punto di riferimento.